Fatto 78 delibere sono passate dal Consiglio Comunale, di cui 10 di Consiglio, esclusivamente di Consiglio, e 68 provenienti dalla Giunta. Poi ovviamente c'è stato un lavoro di commissioni, c'è stato un lavoro di regolamenti, c'è stato un lavoro di consigli di quartiere, insomma le consulte. Ecco, sono state fatte 184 commissioni consiliari, scusi, 184 sedute di commissioni e consiglio il totale, per un importo complessivo di spesa di 101.000 euro per i 32 consiglieri comunali. Questo in sintesi il 2023 del Consiglio Comunale Padovano, raccontato dal suo presidente Antonio Foresta. Molte le delibere approvate, molte le interrogazioni presentate. Quest'anno sono state 100, un lavoro che ha impegnato i consiglieri comunali della città. Il presidente Foresta però sottolinea come il gettone di presenza che viene dato a chi siede nel Parlamentino di Palazzo Moroni sia tra i più bassi del Veneto e chiede che venga rivisto al rialzo. Però voglio portare avanti questa situazione perché con molti comuni virtuosi di questa Italia abbiamo pensato di porre attenzione al Parlamento, in quanto è evidente e chiaro che non può più continuare così, perché ci sono comuni tipo Treviso, 100 euro a gettone presenza, Verona 140, è chiaro che noi come popolazione siamo lì e invece continuiamo con questo gettone.